Lunedì 13 novembre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Emanuela Corsi, buongiorno. Vedremo come si affronta a Catania il problema delle strade pericolose, andremo poi a curiosare sull'aumento del prezzo dell'olio e poi ancora la nuova campagna di informazione della Protezione Civile, ma subito l'attualità. L'Etna torna a dare spettacolo con attività esplosive, fontane di lava e in attività il cratere di Sud-Est, eccolo qua, dal quale emerge questa colonna eruttiva che arriva fino a 1 chilometro e provoca la caduta di cenere su diversi paesi etnei, Milo, Zafferana e così via. Lo rende noto l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania. L'attività al momento però non coinvolge l'aeroporto di Catania, che resta regolarmente operativo. Dolore, rabbia e lacrime a Solarino, che ha dato l'ultimo saluto a Chiara Radorno, la studentessa universitaria travolta e uccisa sulla circonvallazione di Catania. Restituisco al Signore, ha detto la madre, l'angelo che mi donò 18 anni fa. Così la mamma con grande dignità e compostezza. Le lacrime, la rabbia, tutta Solarino si stringe al dolore. È il giorno dei funerali di Chiara, 18 anni. I genitori la definiscono un angelo. È stato un angelo che ha illuminato per 18 anni la mia vita. Io adesso, Signore, ti restituisco questo regalo che tu mi hai fatto 18 anni fa, ma volentieri te lo restituisco, non credere. Io ne ho fatto buon uso. Questa è la testimonianza di oggi. E sono sicura, Gesù, che tu ne farai un bene prezioso e lo metterai tra le cose più preziose, perché lei merita questo. Da qualche settimana si era trasferita a Catania per studiare scienze biologiche ed è qui che martedì scorso ha perso la vita. Stava attraversando Viale Andrea Doria sulle Strisce, mano nella mano con il fidanzato, quando prima uno scooter, poi un'auto l'hanno travolta. E Chiara era una fiaccola, Chiara è una lampada che ha brillato, ha donato la sua luce e lo ha fatto con quella saggezza che è propria del Vangelo. In chiesa madre gli occhi sono lucidi, i genitori, la sorella, il fidanzato. Il dolore è troppo grande per tutti, anche per chi non conosceva Chiara. La gioia dopo la maturità, il sogno di laurearsi, spezzati in una manciata di secondi. Nessuno poteva mai pensare che sarebbe tornata a casa così. Perché nei tratti di strada non si può camminare così forte. Finito il funerale, il dolore resta, una ferita nel cuore che non potrà mai rimarginarsi. Nel frattempo, la Procura di Catania continua le indagini. I conducenti dei due mezzi, 2 ragazzi, sono indagati per omicidio stradale. E dove tutto è accaduto rimangono questi fiori. Intanto nelle ultime ore c'è stato un altro incidente mortale dalle parti di Licodia e Eubea. È morto un insegnante di 49 anni, Davide Romeo, sulla statale 514 Catania-Ragusa. È stato fatale lo scontro con un mezzo pesante. Romeo lavorava all'Istituto Tecnico Commerciale di Caltagirone. Volano le polemiche. La Regione, come sapete, ha emanato l'avviso pubblico per la riduzione dei prezzi dei biglietti aerei per i residenti in Sicilia, ma il provvedimento solleva le lamentele dei consumatori e comunque fino al momento ha avuto l'adesione soltanto di Aeroitalia. C'è la prima adesione ai biglietti aerei scontati da e per la Sicilia. A dire subito sì è la nuova compagnia aerea nata nell'isola, ma non c'è traccia al momento di adesioni da parte dei vettori primari, ovvero ITA e Ryanair. Tempo per aderire però ancora ne resta parecchio. È stato infatti pubblicato soltanto ieri sul portale della regione siciliana l'avviso esplorativo indirizzato alle compagnie per applicare uno sconto sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia e ridurre così gli svantaggi derivanti dall'insularità.
Le categorie prioritarie per le quali la riduzione del biglietto arriverà al 50% sono gli studenti, i disabili con almeno il 67% di invalidità, i residenti con ISEE inferiore a 9.360 euro. Per tutti gli altri residenti lo sconto si fermerà al 25%. Lo sconto scatterà però soltanto sui biglietti del valore superiore a 50 euro ai quali vanno aggiunte le tasse. Il contributo per le categorie prioritarie, i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere accertati dalle compagnie aeree aderenti, dovrà essere richiesto a rimborso al Dipartimento regionale delle infrastrutture entro 30 giorni dalla data del volo. Ma il siciliano che si trova a volare con compagnie non aderenti potrà chiedere personalmente il rimborso della differenza con una procedura che verrà stabilita a breve. Gli sconti valgono per voli dagli aeroporti siciliani ai 5 aeroporti italiani di Roma e Milano e viceversa. Saranno in vigore al 1 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2024. Ma sul provvedimento regionale montano le polemiche per il Codacons è insufficiente, tanto da parlare di presa in giro. Federconsumatori nutre molti dubbi sull'applicabilità, oltre che sul metodo e sul merito, e segnala che lo sconto vale soltanto per chi è residente in Sicilia, ma la maggior parte dei rientri per le feste riguarda siciliani immigrati che non risiedono più nell'isola. Infine, dubbi sull'adesione delle compagnie aeree e sull'applicabilità dei rimborsi diretti che farebbero scoppiare il caso negli uffici regionali, con centinaia di migliaia di richieste singole difficili da seguire. Povertà dilagante a Palermo, ecco la situazione nel quartiere Sperone, dove Don Ugo, il parroco, è il punto di riferimento di tante famiglie in difficoltà. Vediamo. Questo è il quartiere Sperone di Palermo, periferia sud. Qui disoccupazione, criminalità e spaccio di droga sono tre fattori incisivi che compromettono la quotidianità. E la povertà aumenta di giorno in giorno, con famiglie che non riescono nemmeno più ad tantissime famiglie. Sicuramente il rischio di una bomba sociale, di un rischio di veramente grande povertà, di crisi, e l'aumento della delinquenza, di quella piccola, diciamo, dei piccoli furtarelli sicuramente, ma anche e soprattutto rischiamo di ingrassare quella filiera dello spaccio, quella parte finale della filiera dello spaccio, che non ha niente a che fare con la mafia direttamente, che ad alti livelli sicuramente avrà i suoi interessi sulla droga, ma che poi è quella che concretamente opera sul territorio. Chiacchieriamo con quest'uomo disoccupato e una famiglia da sostenere. Innanzitutto io ho l'assegno unico da 378 euro. In famiglia siamo 8 persone, io vorrei sfidare a chiunque come si fa avanti con 378 euro al mese. C'è anche Salvatore che ci confida di essere in grande difficoltà e di non avere al momento nemmeno i soldi per fare la spesa. Chiede soltanto un lavoro. È campare la famiglia, però non c'è, come ho visto, non c'è niente. Sperone, realtà grigia del capoluogo siciliano, dove spesso le istituzioni sono state assenti. Adesso vediamo la rassegna stampa dei quotidiani siciliani con Emanuela Corsi. Sì, Michele, partiamo dalla Sicilia di oggi, vediamo tante notizie in prima pagina. Sulle liste d'attesa la Regione incalza. Sanità, subito 11 milioni a laboratori e cliniche, caso al Garibaldi di Catania. I vertici ai primari, recall dei pazienti per indirizzarli proprio ai privati. Tra poco vedremo nello specifico di cosa si tratta. E poi per quanto riguarda invece la manovra regionale, salva ineleggibili, il presidente dell'Ars Galvagno si smarca, stralcio deciderà la capigruppo Ars. C'è una norma per salvare alcuni deputati che sarebbero ineleggibili, poi vediamo anche qui cosa prevede questa norma. Intanto vulcanica, l'hai detto tu, l'Etna che ritorna a dare spettacolo, la fotonotizia, l'Etna appunto con fontane di lava alte fino a 4.500 metri e purtroppo comincia a cadere anche la cenere su Milo ma anche su altri paesi, nessun disagio per invece l'aeroporto. Vediamo nel taglio alto l'ultimo saluto a Chiara, un giovane angelo strappato agli affetti, ieri funerali a Solarino.
Allico di Eubea, si continua a morire sulle strade, incidente mortale sulla Catania-Ragusa, muore un insegnante. La Sicilia ritorna su questo caso del neonato abbandonato, parla la mamma affidataria, vivo col fiato sospeso. Ancora un provvedimento che riguarda le studentesse del Boggiolera di Catania, sì al congedo mestruale, prima scuola siciliana a giustificare l'assenza di 2 giorni. Cronache a fumetti, noi cervelli in fuga, ma non per nostra scelta ma per necessità, gli adulti ci aiutano. Si parla spesso ultimamente di questi giovani che lasciano la Sicilia per andare altrove. E poi lunedì siciliano, Deborah Scalzo tra libri e cinema portando in alto il verbo della legalità. Oggi si parla tanto anche di Beppe Grillo, che ieri è stato ospite dello show di Fazio e attacca Di Maio e Bongiorno l'avvocato che difende la vittima di quel presunto stupro di gruppo che vede imputato proprio il figlio di Grillo, il ritorno in TV del fondatore appunto del Movimento 5 Stelle. Ma intanto andiamo a vedere nello specifico cosa succede alla Regione, soprattutto la sanità. Liste d'attesa, la Regione accelera, dà 11 milioni a laboratori e cliniche per snellire appunto queste lunghe attese. I vertici del Garibaldi di Catania ai primari, recall dei pazienti per indirizzarli ai privati. Leggiamo qui, lo scopo del governo regionale, più volte esternato da Renato Schifani, che ha voluto seguire di persona queste fasi più delicate del dossier, è di ridurre l'ingolfamento delle liste d'attesa di ospedali e ASP. Secondo i dati aggiornati a fine estate, infatti, sono circa 40.000 i pazienti siciliani che risultano in attesa di un intervento e oltre 240.000 quelli che aspettano una visita nella sanità pubblica. Di questi le ASP, secondo il piano, stanno verificando quanti hanno ancora bisogno. Secondo le stime iniziali della Regione sarebbero tra il 20 e il 50%, quindi cosa succede? Si cerca di dirottare verso il privato con degli incentivi regionali appunto queste persone che sono in attesa da mesi appunto di ricevere una visita o una prestazione sanitaria pubblica. Si parla anche di Carovoli, pubblicato l'avviso esplorativo destinato alle compagnie aeree, critico il Movimento 5 Stelle, pesante ritardo, c'è la replica di Forza Italia come la volpe e l'uva. E poi questa norma salva ineleggibili. Galvagno laico, scrive la Sicilia, stralcio deciderà la capigruppo. Il caso all'Ars, domani ci sarà la scelta. Intanto il PD annuncia battaglia, ma il presidente dice nessun Verginello. Allora, andiamo a vedere cosa succede. Allora, adesso toccherà appunto a Galvagno, sarà il presidente dell'Ars tra oggi e domani a indirizzare il destino di questa salva ineleggibili. La norma inserita nel maxi emendamento alla manovrina, che ha avuto il via libera dalla Commissione Bilancio, prevede un'interpretazione autentica della legge elettorale regionale, modificando così le regole sull'ineleggibilità dei deputati dell'Ars. Sarebbero i 4, quelli con l'esito più ravvicinato riguardano il prossimo 14 dicembre, sono le sentenze civili d'appello a Palermo sui ricorsi contro Dario Daidone, che è il presidente meloniano della Commissione Bilancio, e Davide Vasta, deputato di Sud Chiama Nord. Entrambi sono stati dichiarati ineleggibili nel giudizio di primo grado. Il primo perché non si sarebbe dimesso in tempo dal CDA di Irfis, l'altro perché sarebbe rimasto in sella invece alla COT, che è una cooperativa vigilata dalla Regione. Praticamente loro vogliono escludere che chi praticamente ha esercitato ruoli in enti che abbiano un rapporto di mera tutela e vigilanza con la Regione appunto possano decadere. Questo in sostanza quello che sta accadendo. Poi vedremo cosa succederà appunto. Intanto la prima pagina di Catania, sempre della Sicilia, la Movida si riscopre più civile. I controlli interforze regalano un weekend tranquillo a chi frequenta il centro storico. Sanzioni per un parcheggiatore abusivo e locale che occupava il suolo pubblico.
Ancora vediamo a Catania, tumore della prostata, l'azienda Cannizzaro è all'avanguardia nel post-intervento. In alto Catania, ecco come la città è riuscita a convivere con la cultura Islam, notizie di cronaca, centro storico presidiato da polizia, scattano sanzioni e sequestri di mezzi e sempre nel capoluogo etneo ai domiciliari con mezzo chilo di erba, pregiudicato finisce in manette a Librino. La storia di questa mamma che si è vista togliere un bambino, allora parla prima volta la mamma affidataria del piccolo Vittorio, Fortunato, e si rivolge al figlio che vorrebbe proteggere e non può dal mondo adulto. Viviamo col fiato sospeso, lei appunto in questa lettera di sfogo, e vediamo anche l'articolo della Sicilia che è uscito ieri. Buttato tra i rifiuti, la madre naturale rivuole questo bambino. Dal sacchetto di plastica in cui madre e padre lo abbandonano vicino ai cassonetti alle braccia dei genitori che lo accolsero. Oggi Vittorio Fortunato ha 3 anni, ma il Tribunale dei minori ha deciso: ridatelo alla mamma biologica, appunto, che rivendica questo bambino che era stato gettato tra i rifiuti da lei e dal marito. E poi c'è appunto lo sfogo della donna invece che lo ha accolto tra le sue braccia in questi 3 anni. Solarino in lutto saluta Chiara, dolce e solare, una folla commossa ai funerali della ragazza falciata da uno scooter e un'auto sulle strisce pedonali martedì sera a Catania. Era presente in chiesa anche il sindaco etneo Enrico Trantino. Le amiche raccontano: vorremmo che tutto ciò fosse un incubo così da poterti risvegliare, purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è sognarti. Queste le parole strazianti anche delle persone vicine a questa vittima. Vediamo la Gazzetta del Sud di oggi. Messina, concorsi, ora le assunzioni. Pubblicate le graduatorie pur provvisorie per i 341 posti al Comune, al lavoro entro l'anno, ma serve innanzitutto l'approvazione del bilancio. 2 fotonotizie, vediamo la crisi del commercio locale e i saldi da riprogrammare. E poi i mondiali di pesca sportiva che sono stati un grande successo, un evento internazionale appunto nella città dello Stretto. Notizie anche di internazionali, ostaggi come pedine e Hamas frena, siamo in Medio Oriente, l'assedio all'ospedale Shifa a Gaza mette in stallo la trattativa, le bombe israeliane pure sulla sede dell'ONU aperta ai civili palestinesi. Mentre invece nel taglio alto, Pala Giustizia, pagata la prima tranche di acquisto. Il Comune perfeziona l'iter per il nuovo polo giudiziario, quasi 9 milioni alle società che hanno venduto i 2 palazzi di via Garibaldi dove dovrebbe sorgere appunto questo polo. Lega all'attacco contro lo sciopero di CGIL e UIL, questo lo vedremo meglio nella stampa nazionale. Toni alti e tensione, regole e fasce orarie. Ancora vediamo strage di Nassiriya, siamo nel taglio basso, 20 anni dopo, medaglia d'oro al valore militare. Crosetto, una legge per dire grazie appunto ai nostri caduti in Iraq. A Milano un gioielliere venne ucciso nel marzo del 2013, al figlio un indennizzo di 50.000 euro e naturalmente è scoppiata la polemica. Noi se vuoi ci fermiamo qua. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa siciliana, tra poco quella nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Una tragica notizia che è arrivata da poco, il suicidio di un ragazzino di 13 anni che è stato trovato morto nella sua abitazione a Palermo, e c'è l'ombra terribile del bullismo. Questo bambino di 13 anni frequentava la scuola media Vittorio Emanuele Orlando e i carabinieri stanno indagando sulla sua fine. Continuiamo con la nostra Emanuela, la rassegna stampa nazionale. Sì. Partiamo dal Corriere della Sera e allora vediamo in primo piano questo sciopero che è stato annunciato dalla CGIL per venerdì, l'affondo della Lega
contestato il blocco di venerdì appunto indetto da CGIL e UIL. Schlein, governo irrispettoso dei diritti. Salvini dice da Landini capricci per il weekend lungo. Il sindacato protesta legittima. A centropagina la fotonotizia è dedicata allo sport perché il Napoli esonera Garcia, Napoli flop e fischi, per Garcia è già finita, l'Inter vince, Sole in testa, derby di Roma senza gol, questo per quanto riguarda appunto la Serie A. Nel taglio alto Israele e Stati Uniti, ostaggi, possibile l'accordo, ma Hamas frena sulla trattativa. Spia in azione per l'intesa, il mediatore è il Qatar, i contatti del Mossad e della CIA. In Ucraina il fronte ora è immobile, Zelensky è lo stallo, per l'Ucraina non è un buon momento, scrive il Corriere, un anno fa veniva liberata Kherson, poi poco o niente, le armi non arrivano, i soldati sono pochi, questo sull'altro fronte di guerra. Il caso in Portogallo, lo strano caso, il Costa corrotto era un omonimo, ma il Premier si era già dimesso, tutto a colpa di un errore nelle intercettazioni. Il primo ministro ormai si è dimesso e il Portogallo tornerà al voto nel marzo dell'anno prossimo, ma non era lui l'Antonio Costa di cui appunto si parlava nelle intercettazioni che hanno travolto i socialisti al governo, era un altro, ma intanto il Premier appunto ha rassegnato le dimissioni. E poi la storia del leone fuggito dal circo alla Dispoli, accuse al circo, l'arma, sabotaggio no. Ci sono delle indagini in corso comunque su questa strana vicenda. Vediamo questo scontro tra Lega e sindacati all'interno, a pagina 2, sul venerdì di scioperi. Il Carroccio, Landini è per il weekend lungo, il leader della CGIL nervoso per le promesse disattese. E vediamo ancora a pagina 3, prima del fine settimana, 8 proteste su 10, il duello sulla precettazione. Oggi l'audizione delle sigle in commissione, Salvini si è detto pronto appunto a precettare i lavoratori per quanto riguarda questo sciopero. Stati Uniti e Israele, cambiamo pagina ma siamo sempre all'interno del Corriere, cercano l'accordo ma Hamas frena invece sugli ostaggi. I palestinesi accusano lo Stato ebraico di aver attaccato l'ospedale. Razzi dal Libano, ci sono 11 feriti. Vediamo alcuni numeri, 22 ospedali e 49 cliniche nella striscia di Gaza hanno cessato di funzionare. 20 miliziani sono stati catturati ieri dall'esercito israeliano con lo Shin Bet. E poi il capo dello Stato, Mattarella, che ricorda i caduti di Nassiriya. Qua siamo in Italia ovviamente, l'anniversario della strage e lo vediamo qui in una foto del 4 novembre per la festa delle Forze Armate assieme al Ministro della Difesa Crosetto. Il leone delle polemiche. La paura e poi la fine di questa fuga di questo leone, indagine della procura per omessa custodia. La Dispoli, il proprietario dice noi sabotati, rissa intanto fuori dal circo perché ci sono anche le proteste di chi dice basta agli animali appunto al circo. Alle ore 15 è stata data l'allarme, questo leone in fuga, alle ore 21 la cattura, i video sono diventati virali ma di questa storia veramente si parla tanto anche sui social. Intanto c'è un'intervista a chi lo ha catturato, mi ha ruggito, io l'ho colpito, non potevo sbagliare il cecchino, ma ricordiamo che il leone è stato solo addormentato. Raffaele Bisegna, 38 anni, dirigente dei centri medici a Roma. Vediamo lo show di Grillo che va da Fazio e dice io ho peggiorato l'Italia, Conte perfetto in politica, parlava e non si capiva, e attacca pure la Bongiorno che è la legale della ragazza appunto che accusa il figlio. I comizietti, le parole sull'avvocata e senatrice leghista, fa comizietti davanti ai tribunali, ha detto appunto Grillo.
La Repubblica di oggi, anche qui l'apertura è dedicata a questo sciopero, il governo teme lo sciopero, però scrive Repubblica, Salvini va all'attacco sull'astensione dal lavoro del 17 novembre proclamata da CGIL e UIL contro la manovra economica, sono capricci di Landini, il segretario replica è nervoso perché non rispetta le promesse, lo abbiamo già letto, Schlein colpiti i diritti così dei lavoratori. In alto invece c'è un reportage perché Repubblica è entrata a Gaza, ho visto un fiume umano nella spettrale Gaza City, qui il corridoio umano dove i palestinesi sfollano da nord a sud della striscia in questa foto che vediamo, poi quando l'odio è un gesto, ostaggi i diritti dei bambini. Andiamo a vedere all'interno appunto questo reportage che è in primo piano, dentro Gaza City. Repubblica è entrata nella striscia su un blindato delle forze di difesa israeliane, i soldati israeliani, il corridoio umanitario e la tragedia dei civili palestinesi, tutto raccontato oggi su Repubblica in queste 2 pagine e in queste anche foto che vengono appunto mostrate ai lettori. Aereo militare statunitense intanto cade nel Mediterraneo, ci sono 5 morti, leggiamo qui in alto, durante un'esercitazione 5 militari americani sono rimasti uccisi nello schianto del loro aereo nel Mediterraneo orientale. Gli Stati Uniti hanno schierato un gruppo di portaerei nell'area. Vediamo adesso, cambiamo quotidiano, andiamo alla Stampa. Ostaggi il diktat di Hamas. Israele via dagli ospedali. Si tratta su 80 stranieri e minori. Netanyahu, l'accordo è possibile. L'ONU, colpita una nostra sede, ci sono vittime, i bombardamenti di Hezbollah. Ancora altre storie, la guerra high-tech è quella dei tunnel. Papà Schlein e la figlia invece sono divisi, le posizioni sono diverse per quanto riguarda la Palestina. Altro tema, altro argomento, parliamo invece di sport, di tennis, la fotonotizia, Torino Sinner Show, ATP Finals, il tennista altoatesino travolge Tsitsipas, tifo pazzesco, sembra uno stadio. E poi alcuni commenti perché Yannick ci esalta e sembra la PlayStation, quindi questo giovane che sta avendo grandi successi nel mondo del tennis. L'inchiesta, il conto dei supertassi, c'è il record di sfratti e il 40% delle imprese rinuncia ad investire. E poi la politica, perché anche dopo la piazza del PD il Campo Largo invece ancora rimane una strada in salita. Troviamo anche la notizia di Grillo in prima pagina, il vergognoso attacco a Bongiorno, il comizio da Fazio. Il Fatto Quotidiano, vediamo l'apertura, decreti più fiducie, Meloni fa il record, il premierato c'è già perché dall'insediamento ci sono già stati 47 decreti contro i 39 del predecessore di Draghi e 33 voti forzati in 12 mesi, quindi secondo il Fatto già il premierato di fatto ci sarebbe. Grillo Show, nel taglio alto Meloni cade da sola, battute anche su Conte e Gigino. E poi parla il primario di Al-Shifa, l'ospedale appunto di Gaza, 3 bambini morti, altre 36 non ce la faranno. Questa è la situazione negli ospedali dove non funzionano più le terapie intensive. Netanyahu e gli Stati Uniti, l'ANP non tornerà intanto nella striscia. Il Giornale, vediamo, Landini vuole paralizzare l'Italia, Salvini lo stoppa, sciopero nazionale, la Lega e i sindacati organizzano l'ennesimo weekend lungo. Vediamo ancora anche La Nazione scrive ostaggi, Netanyahu apre allo scambio. Per la prima volta Israele non esclude il rilascio di detenuti palestinesi in cambio della liberazione di 80 persone sequestrate, ma l'assedio agli ospedali di Gaza complica il negoziato. Aereo militare statunitense precipita, 5 morti. A Parigi ci sono 100.000 in marcia contro l'antisemitismo. La fotonotizia anche qui dedicata ai trionfi di Sinner, agli ATP Finals appunto di Torino, il ragazzo d'oro, scrive La Nazione. E poi ti faccio vedere anche una notizia
Incidenti stradali, giro di vite del governo, nuove norme da gennaio. Il vice ministro Bignami dice è una emergenza. Vediamo ancora un'altra notizia, vediamo Libero che appunto dedica l'apertura a Grillo, addio alle armi, ho peggiorato l'Italia, sceneggiata da Fazio, irride Conte Di Maio, dimentica e scarica il suo movimento, chiede più tasse, ammette il flop di reddito e superbonus, attacca la Bongiorno e il pubblico lo liquida, fai il comico. Bene, ci fermiamo qui per la rassegna stampa, state con noi tra poco i nostri ospiti, intanto subito il meteo. Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Torna il bel tempo nella giornata di lunedì su tutto il nostro territorio. Al più avremo qualche fenomeno, ma isolatamente su Alpi settentrionali di poco conto e un po' di variabilità nelle aree interne della Toscana. Alta pressione dominante sulla Sicilia, il contesto dunque si presenterà stabile e asciutto con una giornata ampiamente soleggiata. Al più avremo il passaggio di qualche velatura, ma di poco conto. Attenzione ai venti che saranno sostenuti con mari molto mossi e con temperature massime diurne oltre i 20 gradi. Situazione medesima anche per quanto riguarda la giornata di martedì. Tempo soleggiato e stabile in un contesto che ancora una volta si presenterà asciutto con cielo sereno e terso e con venti che ancora una volta saranno davvero sostenuti. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni, localmente si toccheranno i 24 gradi. Con questo è tutto. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Eccoci qua, tutti i giorni prima del TG c'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19.30 su questa rete, naturalmente Antenna Sicilia. Diamo il benvenuto al nostro ospite, il professor Paolo La Greca, che è vice sindaco di Catania, assessore all'urbanistica, mobilità e rapporti con l'università. Inevitabile, assessore, parlare con lei della morte di Chiara che continua, come dire, a turbare un po' i catanesi e non soltanto. Quando è stato qui il nostro ospite, il sindaco Trattino ha assicurato che sarà ripristinato proprio lì nella zona dove è successo l'incidente mortale il sovrappasso che c'era una volta e che poi è stato tolto. Come dire, sono avviate le procedure perché questa cosa si possa realizzare? Sì, certamente, peraltro devo ricordare che fu fatto un concorso che si chiama Sovrappasso Duomo qualche anno fa dalla giunta pugliese nel 2019, poi le vicende del Covid di fatto bloccarono anche l'inizio dei lavori e fu fatto proprio dagli studenti, dai neolaureati della Facoltà di Ingegneria e di Architettura di Catania che parteciparono ad una bella iniziativa promossa dall'Ordine degli Ingegneri. Quel progetto c'è, un progetto di fattibilità, ci sono anche altri studi fatti dall'ingegnere Siviero per delle passerelle pedonali. Dobbiamo ricordare che quel sovrappasso fu eliminato allorquando furono realizzati nell'inizio degli anni 2000 i lavori di interramento del viale Fleming che, come è noto, sottopassa la circonvallazione e quindi la circonvallazione fu rialzata. Rialzando la circonvallazione in corrispondenza dell'ingresso del viale Andrea Doria, di fatto quel sovrappasso non era più utilizzabile perché i camion non sarebbero più passati visto che si alzava. Quindi era una necessità, non è stato una Era una necessità che avrebbe potuto essere mitigata dalla realizzazione di un contestuale invece sottopasso nel momento stesso in cui si alzava la circonvallazione, cosa che poi per ragioni diverse l'università in quell'occasione fu molto precisa nella richiesta ma non fu purtroppo attuata. Non è però soltanto il problema del sovrappasso evidentemente, il problema è un problema più complessivo. La circonvallazione è una strada non di scorrimento, è una strada urbana, vogliamo comprendere questo? Cosa significa, vice sindaco? Perfetto, dottor Guzza. Noi siamo qui. Abbiamo la sede di un importante giornale, poco dopo c'è una chiesa, uscite di condomini e di abitazioni private, edicoli di giornali, venditori di frutta, c'è tutta la caratteristica per cui si tratta di una strada urbana, quindi va vissuta esattamente come indicano i segnali stradali che dovunque sono nella circonvallazione alla velocità di 50 km/h. Non vi è alcun dubbio, la incidentalità, soprattutto con eventi tragici come quello che ci occupa, si riduce al 65% a 50 km/h e ben al 10% la mortalità a 30 km/h. Le città vanno vissute da una pluralità di modi.
con la macchina, con le biciclette, a piedi, perché questi possono coesistere, devono coesistere in città, perché ognuno di noi è pedone e allo stesso tempo è automobilista, è ciclista ed è anche fruitore della strada in carrozzina o portando i bambini a turno di ruoli. Dobbiamo essere tutti noi garanti di noi stessi, rispettando i limiti di velocità. Quindi dovrebbe esserci il limite di 30? No, la circonvallazione avrà già il limite di 50, l'unica cosa è che questo limite di 50 sarà rispettato. E come si fa? Semplicemente metteremo tutti i sistemi necessari per poter rilevare la velocità durante tutta la circonvallazione e rispetteremo il limite di 50, pena una multa considerevole che sarà presa regolarmente. La circonvallazione è una strada di 7 km, da Cannizzaro a Nesima. Percorrerla a 50 km all'ora significa percorrerla in poco più di circa 7 minuti. Se la percorressimo a 70 km all'ora la percorreremmo circa in 5 minuti. Vogliamo mettere 2 minuti rispetto alla vera possibilità di salvare le vite? Dobbiamo abituarci a rispettare il limite di velocità. Non vi è alternativa. Faremo di tutto e abbiamo attivato già a breve. Quindi metterete i tutor? Metteremo i tutor, metteremo i controlli, metteremo tutto ciò che è possibile per fare rispettare questo limite. Ma inoltre sarà fatto il sovrappasso? Il sovrappasso era, ripeto, già in previsione e quindi lo ripristineremo, sarà sicuramente utile in questa direzione. Bisogna fare tanto, bisogna rendere ancora più, come posso dire, amiche dell'uomo e delle donne le strade di tutta la città. Paradossalmente la circonvallazione non è probabilmente a Catania la strada che per incidentalità è quella a maggiore rischio. Se dovessimo considerare gli eventi tragici che ci sono stati, per esempio il Viale Vittorio Veneto probabilmente ne ha avuti ancora di più. Ancora più. E ricordiamo le tragedie. Anche il Viale Africa. Il Viale Africa, ma anche il lungomare. Cioè, purtroppo Catania non è probabilmente neanche la prima città in Italia in termini di incidentalità. Milano, come sapete, ha avuto proprio quest'anno una volta al mese sono morti dei ciclisti, quindi è un'ecatombe. Certo, questo dolore fortissimo della morte di questa giovane studentessa, la compostezza della famiglia con un dolore che ha raggiunto delle vette inimmaginabili, affiancato, devo pure dirlo, immagino, dalla tragedia che stanno vivendo questi altri 2 ragazzi protagonisti dell'incidente, le loro famiglie. Ecco, questo va eliminato, va ridotto in maniera drastica, obbligandoci tutti a vivere la città in modo diverso. Voi immaginate se tutte le macchine camminassero come cammineranno a 50 km all'ora, mi sentirò a disagio quando vado a 70 o 80, perché sono l'unico che lo fa. La maggioranza di persone che rispetta un limite di velocità induce comunque a calmierare il traffico. Mitigare la velocità è il modo migliore per ridurre l'incidentalità. Ma metterete anche dei semafori pedonali oppure a quel punto ci sono non già ha più senso? Il semaforo pedonale ce n'è uno, ce n'è anche uno molto importante. Un dolore enorme è stato che questo semaforo non è stato utilizzato purtroppo, perché l'incidente è avvenuto appunto dove ci sono delle strisce pedonali più in là. Oltre ai semafori, a continuare, l'avevamo iniziato ma proseguiremo in questa direzione, i semafori avranno dei tutor con delle telecamere che nello stesso momento in cui non mi fermo o parto prima che scatti il verde in un semaforo pedonale, sarà automaticamente rilevata la targa e quindi sarà multato. Perché purtroppo è quello caso. che avviene. Normalmente. Cioè il semaforo è rosso per l'automobilista, ma se non ci sono pedoni si tira dritto, o anche quando c'è il pedone ma magari sull'altra corsia ancora non si ferma. Esattamente, questo è un dato fondamentale, non abbiamo alcuna cultura stradale. Esatto. Se in un attraversamento pedonale io ritengo che appena il pedone è passato davanti a me io posso passare, esatto, evidentemente induco in errore chi sta vicino a me, perché vede me che transito e automaticamente è portato a passare. Non si può fermare. Non si può fermare, ma anche chi viene dall'altra corsia, se vede che quelle macchine vanno perché il pedone è appena passato, tendono a non fermarsi. Alle strisce bisogna fermarsi tutti, è un momento di blocco. E dopodiché, quando tutto torna normale, si può ripartire. Ma questo succede in tutte le città del mondo. Nelle città meridionali succede un po' meno, è compito degli amministratori fare di tutto perché queste regole vengano rispettate. Ma mi scusi, una domanda così da inesperto, 50 km/h non è tanto, No, in città il codice della strada prevede i 50 km/h.
Le ripeto, un incidente stradale a 50 km all'ora è come cadere da un secondo piano di un edificio, quasi da 3 piani di un edificio. Si può morire, si muore infatti. Però in alcuni punti c'è 30. A 30 km all'aria è come cadere da 2,5 metri d'altezza. Ci si può rompere una gamba, ma quasi certamente si rimane vivi. La velocità è il problema in città. Appunto, dico, però alcuni punti della circonvallazione hanno già i limiti di 30. Sì, che nessuno rispetta evidentemente. Il problema è indurre al rispetto. E lo faremo. Questa amministrazione lo farà. Prendiamo atto dei suoi impegni. Devo fare ancora una domanda che riguarda il Corso dei Martiri, di cui ci occupiamo periodicamente. Il nostro Tonino De Manna recentemente ha notato che il progetto di rilancio resta nel cassetto del Comune di Catania. C'è questo progetto, cioè la prima opera realizzabile sarà il multipiano di Piazza della Repubblica? Passiamo a delle belle notizie adesso. Il multipiano è già stato, il bando uscirà ad ore o a giorni, è un parcheggio molto importante anche perché è piuttosto innovativo, ha 3 piani entroterra con quasi 350 posti auto, la parte superiore è una piazza alberata redatta anche su indicazione di uno straordinario architetto paesaggista che è Andrea Schipar, che ha collaborato con Cucinella per questo progetto, quindi avremo una bella opera in città, a breve i lavori inizieranno. Questa era la componente indispensabile perché parte delle opere di urbanizzazione di Corso Martiri. A questo punto auspichiamo che l'iniziativa possa proseguire. Naturalmente è importante che Catania abbia un brand di qualità perché bisogna attrarre investitori. Ma si può prevedere quando ci sarà questo multipiano? Ma io immagino che in 2 anni il multipiano sarà pronto. In 2 anni. Altre attività che riguardano il traffico cittadino, altre iniziative che avete in programma o che state realizzando? Stiamo lavorando per ulteriori pedonalizzazioni indispensabili per dare a Catania quella qualità nelle sue parti storiche e quell'ordine anche che impedisca un utilizzo improprio di tante zone della città, rendendola sempre più piacevole, sempre più a misura d'uomo, sempre più attraente, come certamente basterebbe guardare delle immagini. L'altra volta in un posto ne ho messo alcune di Piazza Duomo prima e dopo la pedonalizzazione, di Piazza Università prima e dopo la pedonalizzazione. Non c'è un solo commerciante a Via Etnea oggi che vorrebbe Via Etnea riaperta al traffico. Se Via Etnea esiste ancora come grande area commerciale lo deve al fatto che ha una straordinaria pedonalizzazione che ne fa di fatto un grande centro commerciale. Effettivamente vanno tutti poi i giorni di festa non ne parliamo. Stiamo parallelamente aumentando i parcheggi, non solo quello di Piazza della Repubblica, stiamo aumentando il numero di parcheggi in Piazza Borsellino, abbiamo in previsione la realizzazione di altri parcheggi di prossimità e così potremo sgravare il centro storico dalle macchine. Bene, grazie al vice sindaco La Greca, buon lavoro e noi intanto adesso passiamo ad altro, prima facciamo una breve pausa, state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo ospite l'ingegner Cocina che è direttore generale della Protezione Civile regionale, benvenuto. Naturalmente le chiediamo subito un aggiornamento se possibile sull'attività dell'Etna e se ci sono preoccupazioni, pericoli, oltre alla cenere che già sta accadendo su Milo, Zafferana. L'Etna continua a fare il suo lavoro di vulcano, quindi ieri ha dato luogo a questa bellissima fontana di lava che ha prodotto una ricaduta consistente di cenere sul versante est del vulcano, perché c'erano i venti da ovest ad est e quindi stamattina si sono svegliate le piazze principali di Zafferana, Milo Sant'Alfio, Santa Venerina, con questa coltre di cenere che comunque in normalità ora ci sarà un problema di spazzamento, di pulizia delle caditoie stradali perché questa cenere va a ostruire le caditoie. E però il parossismo è finito. In questo parossismo abbiamo sperimentato il nostro sistema di allarme rapido, di allerta. In effetti qualche ora prima l'INGV aveva previsto questo fenomeno misurando l'innalzamento dei segnali di tremore, di rumore dal sottosuolo e noi avevamo dato l'allarme alle strutture operative, soprattutto alla funivia dell'Etna che in quel momento aveva degli escursionisti in quota. Certo. E quindi la fontana di lava può dare queste cose. E come funziona questo sistema? Una volta che è stato dato allarme, che succede? E noi abbiamo un sistema di allertamento su una piattaforma tramite telefono, WhatsApp, messaggi, mail e raggiungiamo tutte le persone interessate, soprattutto le guide.
soprattutto le guide, che devono richiamare immediatamente tutti i visitatori escursionisti che stanno a quota 2009, 2007, 2008 e sono le zone più pericolose, rischio, prossime. Diciamo. E quindi devono rientrare automaticamente. Sì. È un sistema che abbiamo collaudato, ormai abbiamo avviato da alcuni mesi e sta funzionando. Ha funzionato anche ieri. Ieri ha funzionato perfettamente, infatti le guide ci hanno dato poi l'avvenuto rientro degli escursionisti dopo mezz'oretta. L'aeroporto è a posto? L'aeroporto è a posto perché le ceneri sono andate in direzione mare, non in direzione sud, perché altrimenti avremmo avuto problemi. Pensate che possa prolungarsi questa attività? È chiaro che l'Etna è un vulcano attivo e quindi sicuramente avremo altri episodi del genere. Speriamo siano sempre contenuti e non ci siano fenomeni più intensi. Naturalmente, incrociamo le dita insieme con lei. Innanzitutto parliamo adesso della nuova campagna informativa della Protezione Civile che riguarda sciagure grosse, in teoria, terremoti, nubifragi, incendi. Allora, ci saranno delle dimostrazioni a Catania, Piazzale Chinnici, la zona delle ciminiere, dal 16 al 18, cioè da giovedì a sabato. Che cosa vedremo? Cosa vedremo? Vedremo un piccolo villaggio della Protezione Civile con delle attività sui media, un gioco per i ragazzi. La campagna è destinata in gran parte ai ragazzi delle scuole, sono quelli più ricettivi, quindi un gioco dell'oca per questi ragazzi. Un gioco dell'oca? Sì, un gioco con delle domande, quindi una cosa interattiva, e poi delle dimostrazioni di attività di protezione civile, quindi una tenda, una parete per l'arrampicata, dei mezzi di protezione civile, degli stand in cui si può vedere un po' l'attività che noi facciamo, diciamo, quotidianamente. È una campagna rivolta al cittadino. Qual è il presupposto? Ma il titolo è un po' inquietante, pronti all'azione. Pronti all'azione, ecco. Fa preoccupare, o no? Guardi, la protezione civile sostanzialmente mira a proteggere i cittadini. Se il cittadino però diventasse parte attiva, certo non i cittadini che hanno ridotte capacità motori, i cittadini che hanno problemi, gli anziani non autosufficienti, se il cittadino si facesse parte attiva sicuramente tutto sarebbe migliore. Ecco. Quindi noi con questa campagna puntiamo a due cose: uno, a informare i cittadini sui rischi del territorio siciliano, e non mancano. La Sicilia è un grande campionario di rischi, dal rischio vulcanico, sismico, alluvionale, diciamo industriale, poliindustriale, al rischio sanitario, antropico. E vogliamo quindi introdurre comportamenti corretti, promuovere questi comportamenti corretti. Gran parte degli incidenti oggi in occasione di calamità naturali, alluvione, l'abbiamo visto, nascono per comportamenti non corretti delle persone. La persona che scende mentre piove, c'è un alluvione in corso, scende nel cantinato per andare a vedere la propria auto, perché ha preoccupazione della propria auto, o va su strada e viene travolta dall'acqua, chiaramente ha sottovalutato il pericolo o è stata distratta. Sono sciagure terribili, ma la responsabilità è almeno in parte la responsabilità nostra. Purtroppo poi viene condivisa, quindi da un lato miriamo a diffondere questi comportamenti, queste buone pratiche, dall'altro miriamo invece a incentivare nei cittadini la parte attiva, a diventare volontario di protezione civile. Ma questo è più complicato forse, no? Questo è più complicato, però un effetto di mutazione. Ecco, quando noi usiamo la frase pronti all'azione per i ragazzi, giusto, vuole avere questo significato usando anche un testimonial di eccezione. Avete scelto Carlotta Ferlito, che è un'ex olimpionica di ginnastica, ma che cosa vuol dire avere parte attiva? Ci fa degli esempi? Parte attiva è il cittadino che da assistito passa a parte attiva di protezione civile, un cittadino che aiuta gli altri che hanno effettivamente bisogno. Ecco, è spiacevole andare a perdere tempo come protezione civile per assistere un ragazzo in piena forza che si va purtroppo a infilare in un guaio per colpa sua, per distrazione o per cattivo comportamento, e quando invece quel ragazzo può diventare un volontario che può aiutare gli altri in occasione di calamità naturali, di incendi. Ma riceve delle istruzioni magari per telefono, oppure fa riferimento, non so... Ma c'è una campagna informativa che è diffusa su tutti i media, opuscoli, anche sugli autobus. Si fa riferimento poi ai piani di protezione civile comunali, e lì c'è un problema che in molti comuni purtroppo questo problema non è diciamo ben... ci sono i comuni che non hanno i piani? Non hanno piani aggiornati.
quindi la protezione civile è un sistema che funziona se tutte le parti funzionano. Certo. Un sistema a livelli dallo Stato, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al cittadino. Ecco. Quest'anno stiamo focalizzando l'attenzione sul cittadino. Quantunque il sistema fosse perfetto, ripeto, tutta la parte facesse il suo dovere, ecco, cade l'ultimo anello è quello in cui può esserci l'incidente per distrazione, cattivo comportamento, Ma sono tanti ignoranza. comuni che non sono ancora... Guardi, un 30% di comuni in Sicilia non hanno un piano di protezione civile valido ed efficiente. Non è la panacea il piano, chiaramente non è la soluzione di tutti i problemi, però è la base per poter risolvere il problema della gestione dell'emergenza. Quindi le procedure. l'appello è che si facciano in fretta a farli. Ma guardi, lo facciamo noi ogni anno, facciamo questo sprone ai comuni, lettere di sfida. Purtroppo i comuni in Sicilia, più che in Italia, forse soffrono di carenza di personale, di idonee specializzazione alle proprie interne, quindi faticano un po' a erogare questi che sono servizi essenziali alla popolazione, perché parliamo di sicurezza delle persone. Certo. È inevitabile che le chieda, ingegnere, sugli incendi che ci hanno tormentato questa estate e sui quali anche le istituzioni regionali spesso intervengono dicendo ma non può essere che sono spontanei, è chiaro che c'è un'iniziativa criminale, eccetera. Incendi che hanno funestato la stagione estiva particolarmente siccitosa, particolarmente calda. Ricordiamo che abbiamo avuto incendi fino a ottobre e ancora in Sicilia non piove tranne in alcune aree, quindi il tempo purtroppo ci danneggia, non ci accompagna. Incendi che sono scoppiati in quelle giornate in cui c'erano due fattori, alta temperatura e vento molto forte. Il vento molto forte anche fa diventare incendi piccoli, li fa diventare enormi, incontrollabili, vento di scirocco forte. Sì. E quindi sono incendi che l'abbiamo verificato ormai facendo diversi sopralluoghi in diverse zone del Messinese, sono partiti in zone in cui diventava difficile spegnere, quindi incendi in cui è stato studiato. Persino arrivare è difficile, quindi la causa è dolosa chiaramente, spesso anche colposa, cioè comportamenti disattenti dei cittadini siciliani. In Sicilia c'è questa cattiva abitudine di pulire i propri terreni, i propri fondi agricoli col fuoco, la pratica del debbio. Devo dire che questa è una casistica colposa, quindi è un cattivo comportamento. Non lo fa apposta, però non si rende conto. Questa pratica può andare bene quando non c'è vento, in autunno o prima dell'estate. Chiaramente quando c'è il vento d'estate l'incendio sfugge al controllo e produce dei danni. Quindi questa immensi. È una pratica che farebbe bene a dimenticare, giusto? Purtroppo ingegnere? Fa parte della cultura siciliana, così come la pratica di dare fuoco produce anche la ricrescita dell'erba verde, la pulizia del terreno più facile quindi da poter praticare e calpestare. Noi stai elencando tutti i guai, ma i controlli poi ci sono? Questo è il problema dei controlli. C'è il sistema più importante che hanno i sindaci a disposizione, sono le ordinanze per imporre ai proprietari dei terreni la pulizia dei terreni, perché meno materiale combustibile c'è, meno c'è il rischio di incendi. È chiaro che non possiamo disboscare però i terreni, i boschi da dove ci sono. Il problema è quando anche i sindaci facessero le ordinanze così come le fanno, poi però non vengono rispettate perché i cittadini non le rispettano e molte volte i sindaci non riescono a fare i controlli tramite i vigili urbani, tramite la polizia municipale o la forestale. E però questa è l'unica strada. Il problema si sta spostando ora, in pratica ormai è acclarato che le cause degli incendi sono cause umane e quindi non è più possibile che un'intera macchina fatta da migliaia di persone, forestale, vigili del fuoco, protezione civile, sindaci anche, corra dietro a questi incendiari o delinquenti o malati o piromani, e corra dietro spesso con perdita di vite umane. Sono morte 5 persone in questa ultima stagione e quindi a mio avviso, così come ormai si è capito, va spostata l'attività sulla prevenzione, nella individuazione dei soggetti che possono delinquere.
e nella diffusione di buone pratiche. E su questo naturalmente devono intervenire i comuni, sia le amministrazioni che le forze di polizia. Vorrei ricordare l'appuntamento per le dimostrazioni della Protezione Civile pronti all'azione da giovedì a sabato a Catania, a Piazzale Chinnici, alle Ciminiere, dal 16 al 18 di questo mese. Grazie Ingegnere Cosina, buon lavoro. Facciamo una breve pausa, c'è il nostro almanacco. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, abbiamo ospite Carmelo Scalia, imprenditore del settore dell'olio, ha un frantoio molto importante a Mascalucia e con lui, buongiorno e benvenuto, vogliamo discutere di questo problema dell'aumento del prezzo dell'olio. Risulta qua, secondo le statistiche, negli ultimi 2 anni è raddoppiato, siamo passati dai 6-7 euro di 2 anni fa ai 12-13 di quest'anno. Perché? Come mai? Perché bisogna innanzitutto inquadrare le condizioni climatiche. Il clima non ci sta aiutando. Da premettere che il momento di questo boom negativo parte già dalla scorsa produzione. La scorsa produzione, annata precedente a questa, in Italia si è prodotto meno 30-40%, quindi già siamo partiti male. Quest'anno aspettavamo una produzione migliore e questa produzione, causa la prolungata estate, questa produzione non c'è stata. Ma anche altri anni è successo questo. Quest'anno perché sta succedendo di più? Perché in un discorso comunitario la grande industria in qualche parte deve andare a comprare e comprare in Spagna. La Spagna ha avuto un calo, consideriamo che la Spagna è il maggiore produttore al mondo di olio con 1.500.000 tonnellate. Caspiterina, in Italia ne facciamo 400.000, quindi facciamoci questo conto. Quindi, meno di un quarto, Sì, prima eravamo i migliori, adesso la Spagna ci ha lungamente surclassati. Quindi questa riduzione del 50% della produzione spagnola ha fatto sì che mancasse il prodotto, quindi meno prodotto, prezzi più alti. Ma perché è mancata in Spagna l'olio? Siccità, perché anche la Spagna ha avuto un'enorme siccità, ha avuto un'estate, un inverno caldissimo e un'estate torrida come la nostra. Un po' come la nostra? Come la nostra, praticamente sì. Cioè in Sicilia non piove, cioè si sta perdendo la produzione perché in Sicilia non piove da giugno. Quindi sono queste olive nate senza acqua, sono finite olio senza acqua, quindi problemi di raccolta, molti stanno abbandonando la produzione perché non riescono a raccogliere, il prodotto è secco. Aspettavamo l'acqua in questi giorni per dare almeno l'ultima chance a questa, non piove. Quindi le previsioni dicono che tutto novembre non piove. Ma noi facciamo un olio misto? Allora, inquadriamo meglio il mercato, perché in Sicilia si produce il miglior olio al mondo, non detto da me, che sono interessato, ma l'ho detto dai vari concorsi internazionali in cui vengono vinti da noi siciliani. Quindi l'olio siciliano è un'eccellenza. Però la grande industria che comprava in Spagna non ha dove comprare, quindi quel po' di produzione che abbiamo in Italia, i prezzi sono lievitati alle stelle. Mettiamoci che anche la produzione isolana è calata di molto, quindi in pratica manca l'olio. Manca l'olio. È questione di clima, c'è poco da fare. Questione di clima, sì. Considerate che oli che al GDO si compravano 5 euro, oggi sono 10-12 euro. Quindi è chiaro che il consumatore è disorientato, dice ma perché? Cosa sta succedendo? Infatti non fanno altro che parlare di questo, cioè il caro vita che c'è un po' in generale, però l'olio è uno dei primissimi. Re della dieta mediterranea, appunto. Quindi, ma noi di questo, Made in Italy il nostro quant'è? Fatto 100? Quanto allora, noi, qual è? Il Sicilia? Allora, Made in Italy è il prodotto che si produce in Italia. Infatti sulle bottiglie, ecco, bisogna attenzionare anche il consumatore, se c'è scritto Product of Italy o prodotto italiano è un prodotto nazionale, quindi al momento della scelta guardiamole queste cose. Perché molti oli comunitari c'è scritto sull'etichetta prodotto con olio comunitario, che gli altri anni questi prodotti comunitari venivano venduti 4-5 euro. Oggi la GDO
sta vendendo questi prodotti a 12 euro. Cioè, approfittano anche loro di questa situazione. Lei dice no, non voglio infierire. Però la realtà poi di fatto... Anche perché, aggiungo, lei mi ha aperto un argomento, questo che sta vendendo oggi la GDO non è olio di quest'anno di produzione, ma è olio dello scorso anno. Pure! Certo, perché ancora la produzione dell'olio novello è in fase di produzione. Quindi non è che potremmo parlare di speculazione, no? Non lo so, no. Neanche sotto tortura. Neanche sotto tortura, lo vuole dire. Però, ma le previsioni quali sono? Allora, le previsioni ritengo che per tutto l'anno continuerà così. Ecco. Cioè, tutto l'anno fino alla prossima campagna significa ottobre 24, non ci sono speranze perché manca produzione. Abbiamo bisogno di un clima normale, non particolare, ma normale per fare produzione. Non abbiamo prodotto. Cioè, noi stiamo vendendo un prodotto che non riusciamo a trovarlo. Quindi c'è una crisi totale del prodotto. Abbiamo anche bloccato l'esportazione perché il prezzo è troppo alto. Ecco, parliamo di esportazione un momento, così parliamo anche di lei, facciamo un po' di pubblicità. È vero che esportiamo in maniera consistente anche? Allora, in Italia le faccio dei numeri. In Italia si producono 400.000 tonnellate. Il fabbisogno è di 700.000, quindi 600.000 se non 500.000 vanno all'estero, quindi diciamo tanto prodotto italiano e la Sicilia su questo è un caposaldo, va a finire all'estero, cioè noi stessi, la nostra azienda facciamo l'80% di export. Quindi, ma non è che adesso, siccome ce n'è di meno, mandandolo all'estero ce n'è ancora di meno e quindi il prezzo sale? No, dobbiamo cercare di mantenere un po' le clientele, quindi cerchiamo di stare sul mercato e avere la possibilità di accontentare tutti. Ma il problema è che manca la produzione, quindi se i prezzi sono alti è dovuto a questo. Non piove, continua a non piovere. E che dobbiamo fare? Dobbiamo fare... Avevamo pensato di fare la danza della pioggia, ma non ha funzionato. La danza della pioggia non funziona. Va bene, si è dato una serie di informazioni utili, purtroppo ci rimane il guaio del prezzo dell'olio. Caro olio, uno dei tanti cari. Molto caro. Abbiamo il caro olio, cioè abbiamo anche il caro olio. Grazie a Carmelo Scalia, buon lavoro e incrociamo le dita per lei e per quanto riguarda poi noi consumatori. State con noi, buongiorno Sicilia, ancora abbiamo altri argomenti con voi. Se volete provare a cimentarvi con un esperimento facile e dal risultato assicurato, create un deodorante per ambienti naturale e personalizzato, fa pure rima. Riempite un flacone spray con acqua distillata e alcune gocce del vostro olio essenziale preferito, come limone, lavanda o menta. Agitate bene e spruzzate nell'ambiente per neutralizzare gli odori sgradevoli. I mandarini prevengono il raffreddore, hanno proprietà antiossidanti, sono utili per l'intestino e per sostenere le difese immunitarie, combattono la ritenzione idrica, proteggono ossa e capillari. Attenzione però, perché hanno una quantità di zuccheri elevata e per questo il loro consumo deve essere moderato in caso di diabete. L'espressione quit while you're ahead corrisponde più o meno all'italiano fermati finché sei in tempo, detto anche di qualcosa che può essere gratificante quando la si fa, ma anche pericolosa. Allora, abbiamo purtroppo nuove indiscrezioni sul suicidio di questo ragazzino di 13 anni a Palermo che frequentava la scuola media. C'è un'indagine dei carabinieri e l'indiscrezione è questa, che nelle chat tra compagni e genitori si fa riferimento al fatto che questo bambino fosse stato preso di mira per il suo orientamento sessuale, gli avrebbero ripetuto gay fino a non farlo più reggere questo povero ragazzo di 13 anni che si è tolto la vita a 13 anni a Palermo e a quanto risulta da queste che per ora sono indiscrezioni, ma stanno indagando i carabinieri, sarebbe in sostanza vittima di bullismo. E adesso passiamo ad altro, con noi c'è Marco Amato in collegamento e vediamo un po' cosa ci dicono le stelle. Ciao Marco, benvenuto. Buongiorno Sicilia.
Allora, oggi che tazza c'hai? Vediamo, aspetta, era bellissima, sembrava quasi ma qui siamo a robe sempre più sofisticate. È una Limoges francese. Beh, frutto sempre di alacri ricerche tra i mercati di antiquariato che faccio. Bene, che ci racconti oggi? Allora, oggi vi racconto di una fiaba bellissima, una fiaba venuta grazie a tanto lavoro, tanta tecnica e soprattutto all'acre concentrazione della protagonista di questa fiaba, che è Nicoletta Manni. Nicoletta Manni è una ballerina ed è da poco stata trionfalmente, in maniera assolutamente innovativa, dichiarata prima ballerina della Scala. Non è avvenuto come normalmente avviene in sala da ballo, quindi in privato, ma è avvenuto pubblicamente alla fine di uno spettacolo con grandissimo encomio da parte dei dirigenti che stabiliscono questo, sottolineando appunto che per un étoile, quindi una stella così di spiccata bravura come lei, si poteva rompere una regola tradizionale, e così è stato fatto. Allora, questa nuova étoile, questa nuova stella è del segno zodiacale della Vergine. Il segno zodiacale della Vergine è spesso uno dei segni più maltrattati dall'astrologia banale, come dico sempre, proprio perché ha una bellezza molto forte, molto grande. Vergine è segno dell'analisi, della tecnica, del simbolo, ed è assolutamente un segno metodico, ed è proprio nel mondo del ballo che Nicoletta ha dimostrato questa sua caparbietà nell'essere assolutamente tecnicamente perfetta e nell'essere sempre composta è assolutamente elegante. Da poco sposata peraltro con un altro primo ballerino, alla Scala si compie questo trionfo di carriera, di amore e di un successo assolutamente meritato. Oggi segnalo che la luna si compie nuova in Scorpione e quindi tutto lo zodiaco respira un'aria nuova, un'aria di rinnovo, di rinascita, e che porta via soprattutto il dolore. Lo Scorpione è segno della catarsi e quindi auspicano queste stelle che tutta una serie di malesseri possono essere finalmente purgati, portati alla luce, e tutto quello che è la metabolisi Scorpioni investirà sicuramente i segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, ma anche i Terra, Vergine e Capricorno. Un po' meno il Toro, che avrà bisogno, visto che è in opposizione, di valutare un po' meglio le proprie azioni. I segni di aria avranno sicuramente di che speculare, soprattutto Acquario e Gemelli. La Bilancia è molto più serena, mentre invece il Fuoco, per regola vi ho sempre raccontato che se va bene all'acqua, il fuoco è maggiormente in difficoltà. Quindi un po' di pazienza per il Sagittario che scava dentro di sé, mentre l'Ariete non si dà per vinto e continua nelle sue passionali imprese. Il Leone oggi è veramente un po' teso, quindi attenti ai leoni. E detto questo, con la mia bella tazza francese, con questa meravigliosa tazza, speriamo sia un altrettanto buon caffè. Buona giornata a te e a tutti quanti. Emanuele, abbiamo qualche notizia ancora dai quotidiani? Sì, te ne do una di musica e anche una di cinema. Intanto partiamo da Orietta Berti. Ah, eccola qua, splendida. Splendida, assolutamente sì, è pronta a tornare in TV con... lei sarà giudice di uno show, Io Canto Generation, assieme ad Albano, Hunziker e Amendola, il talent condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Lei ha detto: mi hanno sempre giudicato ma ho ricominciato ogni volta, senza il lavoro sarei depressa. E poi dice una frase molto bella: ci sono genitori che si vergognano di ciò che potrebbero dire i vicini sui figli gay, è la cosa più brutta. Quindi un grande insegnamento che arriva da una non giovanissima, possiamo definirla così, ma che ha tanta saggezza e verità. E invece per quanto riguarda il cinema, i film di cui si parla in questo momento sono tre. Io Capitano, sono tutti e tre italiani, il film di Garrone, tutto in senegalese con sottotitoli, 4 milioni di incasso. Comandante con Favino, la pellicola di De Angelis e Veronesi, che va verso i 3 milioni di incassi in 9 giorni. E poi c'è ancora Domani, il debutto alla regia. Meraviglioso film questo qua.
di Paola Cortellesi, che al botteghino pensa ha vinto già 10 milioni. Bene, benissimo. Allora, adesso noi ricordiamo cosa è capitato un po' di tempo fa. Il 13 novembre del 1914 è nato Alberto Lattuada, che poi sarebbe morto nel 2005, regista e sceneggiatore raffinato che ha saputo coniugare letteratura e sensualità. Tra i suoi film più celebri Il mafioso con Alberto Sordi e La cicala con Birna Lisi. Rimaniamo sempre nel cinema, ma passiamo a quello di animazione, perché il 13 novembre del 1940 esce Fantasia, un capolavoro di Walt Disney che unisce la fervida immaginazione del cartone animato alla grandezza della musica classica, da Bach a Stravinsky e Beethoven. Solo qualche anno dopo, il 13 novembre 1947, l'esercito sovietico introduce la K-47, questo qua, detto anche Kalashnikov dal nome del suo inventore, tristemente noto perché lo usavano in tanti, anche i terroristi in Italia. La notizia non avrebbe nessuna evidenza se non fosse il fucile più diffuso tra gli eserciti, tanto da avere ancora oggi una triste reputazione per la sua efficienza, appunto. Passiamo al 1955. Il 13 novembre è nata Whoopi Goldberg, guardatela qua, sorridente, splendida, ha iniziato con i lavori più umili per poi conquistare Hollywood. Nel 91 ha vinto l'Oscar per Ghost e nel 2002 la sua stella brilla sulla Hollywood Walk of Fame, le mattonelle degli artisti più famosi. 5 anni dopo, il 13 novembre del 1960, Sammy Davis Jr., icona della musica e dello spettacolo, sconvolge l'America sposando l'attrice svedese May Britt. La loro unione è ritenuta per molti inaccettabile perché a quei tempi i matrimoni interrazziali sono vietati negli Stati Uniti in 31 su 50 stati. E poi giornata dedicata sempre al grande cinema. Oggi, il 13 novembre del 1974, ci lasciava purtroppo Vittorio De Sica, attore, regista e sceneggiatore. Ha trionfato agli Academy Awards diventando il primo italiano proprio a farlo. Il suo contributo è eterno, con capolavori come Shusha, Ladri di biciclette e tantissimi altri. Arriviamo al XXI secolo, 13 novembre del 2002. La Prestige, una petroliera liberiana, affonda al largo delle coste spagnole, e quella lì sta andando giù, vedete, con 77.000 tonnellate di petrolio a bordo, e questo disastro ha scatenato una enorme marea nera, provocando gravissimi danni ambientali nel nord del Portogallo fino alla Francia. Sicuramente lo ricorderete bene, il 13 novembre del 2011, su indicazione del presidente Giorgio Napolitano, il professore Mario Monti diventa senatore a vita e subito dopo riceve l'incarico di formare il nuovo governo tecnico della Repubblica Italiana. Per concludere, il 13 novembre del 1934 nasce Jimmy Fontana, che poi purtroppo è morto nel 2013, lo pseudonimo di Enrico Sbriccoli, cantautore, attore, nome d'arte omaggia il sassofonista Jimmy Giuffre, mentre ha scelto il cognome Fontana a caso guardando l'elenco telefonico. Allora c'era l'elenco telefonico. Tra i suoi brani più famosi, Che sarà, con cui i ricchi e poveri hanno vinto poi il Festival di Sanremo, anche con José Feliciano. Il suo più grande successo è Il mondo, con un testo di Gianni Meccia e Gianni Boncompagni e l'arrangiamento curato da Ennio Morricone. Pensate che è una canzone pop che ancora oggi rimane come testo tra i più suggestivi e misteriosi. È proprio questo, Il mondo di Jimmy Fontana, che poi è stata interpretata da tantissimi artisti a livello internazionale. Noi vi diamo la versione originale e con questo vi diamo appuntamento a domani. Buona giornata a voi, Il mondo, Jimmy Fontana. Buongiorno.